oggi siete in piazza per parlare di pensioni, di fisco, di sviluppo, di sociale, in sintesi per parlare di lavoro, che riunisce tutti questi temi. Che cosa chiedete, che cosa non vi va bene e non va bene a tantissima gente vedendo la partecipazione in questa piazza. Sì, è una bella giornata di partecipazione e di lotta. Noi vogliamo mettere al centro la condizione delle donne e dei giovani in questo Paese. Quelle donne e quei giovani che sono letteralmente dimenticati da questa manovra finanziaria, ma non solo. Parliamo di lavoro, va contrastata una precarietà dilagante e che è ormai diventata insostenibile perché sta condannando 2 generazioni, e poi sul piano delle pensioni va costruita una prospettiva previdenziale soprattutto per le donne e i giovani che sono i veri condannati dalla legge Fornero. Quali misure proponete? Allora, innanzitutto una pensione contributiva di garanzia che riesca a coprire tutti quei periodi di disoccupazione involontaria che ormai caratterizzano i percorsi sempre più precari, discontinui e di lavoro povero. Secondo, il riconoscimento del lavoro di cura che, ahimè, come noto, è concentrato ancora in questo Paese soprattutto sulle donne. La terza questione è la flessibilità in uscita. 62 anni vanno bene, poi decide chiunque a che punto, a che età andare in pensione, ma soprattutto 41 anni di contributi, a prescindere dall'età, sono più che sufficienti per, diciamo così, meritare la giusta pensione. Queste sono le proposte principali. Poi c'è anche la partita del fisco dove chiediamo di concentrare quegli 8 miliardi su lavoratori e pensionati.